saluto a Monsignor Vescovo che ha accettato l'invito di venire a presiedere questa Eucaristia nell'occasione della festa dei Santi Patroni. Un periodo che credo sia molto intenso soprattutto per lui, è un mese poco più che è in mezzo a noi, che ha iniziato il suo ministero alla guida della nostra Chiesa diocesana. Un grazie per questa presenza che ci aiuti a celebrare degnamente questa Eucaristia, a rinnovare la nostra fede, in modo particolare anche per l'intercessione dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, che questa Chiesa, questa comunità ha come protettori. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. E in questo giorno di festa, radunati come Chiesa, rinnoviamo la nostra fede, la fede che abbiamo accolto dagli Apostoli. Disponiamoci a vivere con serenità, con gioia questa celebrazione domenicale. E
per disporsi degnamente a vivere i santi misteri, invochiamo su di noi la misericordia del Padre, riconoscendo di aver bisogno del suo perdono. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me, il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Dal Signore, noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Preghiamo. O Dio, che ci doni la grande gioia di celebrare in questo giorno la solennità dei santi Pietro e Paolo, patroni di questa comunità parrocchiale, fa che la tua Chiesa segua sempre l'insegnamento degli Apostoli, dai quali ha ricevuto il primo annuncio della fede. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dagli Atti degli Apostoli. In quel tempo il re Erode cominciò a perseguitare alcuni membri della Chiesa. Fece uccidere di spada Giacomo, fratello di Giovanni. Vedendo che ciò era gradito ai Giudei, fece arrestare anche Pietro. Erano quelli i giorni degli azimi. Lo fece catturare e lo gettò in carcere, consegnandolo in custodia a 4 picchetti di 4 soldati ciascuno, col proposito di farlo comparire davanti al popolo dopo la Pasqua. Mentre Pietro dunque era tenuto in carcere, dalla Chiesa saliva incessantemente a Dio una preghiera per lui. In quella notte, quando Erode stava per farlo comparire davanti al popolo, Pietro, piantonato da 2 soldati e legato con 2 catene, stava dormendo,
mentre davanti alle porte le sentinelle custodivano il carcere. Ed ecco, gli si presentò un angelo del Signore e una luce sfolgorò nella cella. Egli toccò il fianco di Pietro, lo destò e disse: «Alzati, in fretta!» E le catene gli caddero dalle mani. L'angelo gli disse: «Mettiti la cintura e legati i sandali». E così fece. L'angelo disse: «Metti il mantello e seguimi». Pietro uscì e prese a seguirlo, ma non si rendeva conto che era realtà ciò che stava succedendo per opera dell'angelo. Credeva invece di avere una visione. Essi oltrepassarono il primo posto di guardia e il secondo e arrivarono alla porta di ferro che conduce in città. La porta si aprì da sé davanti a loro. Uscirono, percorsero una strada e a un tratto l'angelo si allontanò da lui. Pietro allora, rientrato in sé, disse: «Ora so veramente che il Signore ha mandato il suo angelo e mi ha strappato dalla mano di Erode e da tutto ciò che il popolo dei Giudei si attendeva». Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Il Signore mi alleverà da ogni paura.
Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo. Figlio mio, io sto per essere versato in offerta ed è giunto il momento che io lasci questa vita. Ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la corsa, ho conservato la fede. Ora mi resta soltanto la corona di giustizia che il Signore, il giudice giusto, mi consegnerà in quel giorno, non solo a me, ma anche a tutti coloro che hanno atteso con amore la sua manifestazione. Il Signore però mi è stato vicino e mi ha dato forza perché io potessi portare a compimento l'annuncio del Vangelo e tutte le genti lo ascoltassero. E così fui liberato dalla bocca del leone. Il Signore mi libererà da ogni male e mi porterà in salvo nei cieli, nel suo regno. A Lui la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, Signore. In quel tempo Gesù, giunto nella regione di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: la gente, chi dice che sia il figlio dell'uomo? Risposero: alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti. Disse loro: ma voi, chi dite che io sia? Rispose Simon Pietro: tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente. E Gesù gli disse: beato sei tu, Simone, figlio di Giona, perché né carne né sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. E io a te dico: tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia Chiesa, e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli. Tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli. Parola del Signore. Lode a te. In questo primo incontro con la vostra comunità parrocchiale, nella festa dei Santi Pietro e Paolo, nella festa dei Santi Patroni, vorrei soffermarmi su una breve frase del Vangelo. Le parole di Gesù. Tu sei Pietro e su questa pietra
edificherò la mia Chiesa. Non perché le altre parole siano meno importanti, ma è bene concentrarci su una delle tante frasi della Scrittura che oggi ci sono state proposte. Tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia Chiesa. Gesù intende edificare la sua Chiesa. Evidentemente non un luogo, non un edificio, anche se la Chiesa si riconosce per la sua presenza in un luogo, si riconosce anche in un edificio, ma edificare, costituire, radunare un popolo, cioè una comunità di persone, uomini, donne, di età, sensibilità, cultura, lingue diverse. Un popolo che si riconosce come chiamato da Dio e inviato da Dio. Ecco, siamo noi, la Chiesa che Gesù vuole edificare, siamo anche noi. E questa Chiesa ha una base, un fondamento. Tu sei Pietro, su questa pietra edificherò la mia Chiesa. Ma attenzione, il fondamento non è la persona di Pietro. La Chiesa non è fondata sull'Apostolo Pietro, non è fondata sui successori dell'Apostolo Pietro, i Vescovi di Roma, ma è fondata sulla fede di Pietro. La fede espressa nella risposta di Pietro alla domanda di Gesù. Voi chi dite che io sia? Rispose Simon Pietro, tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente, tu sei il consacrato, l'unto, il Messia, il Cristo, sei il Figlio del Dio vivente. Ecco, io sono qui oggi come Vescovo per la prima volta, assieme a Don Silvano, per confermarvi in questa fede, per dire questa fede, il riconoscere che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, è affidabile, è fondata. Quindi vale la pena continuare a vivere come singole persone, come comunità, come famiglia, come parrocchia, come Chiesa diocesana, fondandosi su questa fede. Siamo qui, Vescovo, Parroco, per confermarvi in questa fede. Non solo, venendo qui, io vengo confermato nella fede. In questi incontri che sto vivendo con le varie comunità, con i preti, con le realtà che animano e vivono in questo territorio, sento che la mia fede è confermata. E questa reciproca conferma ci permette di gustare la gioia di essere Chiesa, di essere popolo di Dio. Cioè non un gruppetto chiuso di persone, non una parrocchietta chiusa in un recinto stretto, ma un popolo variamente articolato, fatto di tante comunità, un popolo che oggi nel nostro territorio si esprime attraverso sì le parrocchie, ma anche le unità pastorali, e poi le foranie, e poi la diocesi, e poi le altre chiese che sono in Italia e nel mondo. Ma un popolo che si raduna, come è radunato oggi qui, nel giorno del Signore, per celebrare le grandi opere di Dio. Quelle che vediamo evidenti e quelle che magari facciamo più fatica a riconoscere, per celebrare soprattutto la grande opera che è il dono che Gesù ha fatto e continua a fare di se stesso. E la coincidenza della festa dei Santi Pietro e Paolo quest'anno con la domenica è anche una bella occasione per prendere coscienza dell'importanza per la Chiesa, per i cristiani, di vivere il giorno del Signore, la domenica. Io so bene che non tutti i cristiani vengono a messa nel giorno del Signore, lo sapete anche voi, penso.
Non è che tutti i cristiani di Vittorio Veneto vengano a messa la domenica. È un fatto. Quelli che vengono, ecco, noi che siamo qua, ecco, cerchiamo di essere consapevoli del bel dono che riceviamo e proviamo anche a sentirci in qualche modo rappresentanti degli altri, senza giudicare, non serve molto, senza lamentarsi perché qualcuno non viene a messa. Sentiamoci anche come rappresentanti degli altri, portando in noi il desiderio di condividere con gli altri, nelle situazioni della vita, nei luoghi in cui li incontriamo, la gioia dell'incontro domenicale con il Signore risorto, la gioia della nostra fede. Noi veniamo la domenica, spero, insomma, a celebrare la messa per essere confermati nella fede e per confermare gli altri che incontreremo nella fede che forse si esprime in altri modi, che forse è solo come un lucignolo fumigante, ma che non va spento. E così il Signore continua a edificare la sua Chiesa, la Chiesa fondata sulla fede che ha espresso l'Apostolo Pietro, che ha approfondito l'Apostolo Paolo e che ora noi accogliamo per essere capaci di condividerla con gli altri. Proclamiamo la nostra professione di fede con il credo detto degli Apostoli, lo troviamo nel foglietto dopo il Vangelo. Io credo in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. E celebrando la festa dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, imploriamo l'aiuto divino per la Santa Chiesa, per le necessità del mondo. Invochiamo con fede. Signore nostro Pastore, ascoltaci. Signore nostro Pastore, ascoltaci. O Signore, Tu che hai fondato la Chiesa sulla solida roccia di Pietro, proteggi Papa Leone, il Vescovo Riccardo, il Parroco Don Silvano e tutta la comunità cristiana, affinché sotto la loro guida progrediscano la fede, la speranza e la carità. Preghiamo. Signore nostro Pastore, ascoltaci. O Signore, Tu che hai scelto l'Apostolo Paolo per annunciare a tutti i popoli il mistero della salvezza, sostieni l'opera dei missionari del Vangelo, affinché quanti ancora non Ti conoscono credano in Te e nel Tuo amore. Preghiamo. Signore nostro Pastore, ascoltaci. O Signore, sull'esempio dei santi Pietro e Paolo, illumina i governanti e gli amministratori pubblici,
affinché ascoltino il grido dei poveri e si adoperino per la pace e la giustizia. Preghiamo. Signore nostro Pastore, ascoltaci. O Signore, ti preghiamo per i perseguitati a causa del Vangelo. L'intercessione dei santi Pietro e Paolo doni loro speranza, fortezza e pace. Preghiamo. Signore nostro Pastore, ascoltaci. O Signore, tu che hai chiamato Pietro e Paolo a seguirti e a testimoniarti nel mondo, concedi a questa comunità di ispirarsi al loro operato e partecipare gioiosa al cammino sinodale della Chiesa. Preghiamo. Signore nostro Pastore, ascoltaci. O Dio, sostegno di quanti sperano in Te, accogli con benevolenza la nostra preghiera. Concedi che per l'intercessione dei Santi Apostoli serviamo sempre la Tua Santa Chiesa con fedeltà e cuore puro. Per Cristo nostro Signore. Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Signore, riceva per le tue mani questo sacrificio, ad lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e per la sua santa Chiesa. La preghiera dei Santi Apostoli accompagni, o Signore, l'offerta che presentiamo a gloria del Tuo nome e ci renda ferventi nella celebrazione di questo sacrificio. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a Te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Oggi ci dai la gioia di celebrare i due santi apostoli, Pietro, che per primo confessò la fede nel Cristo,
Paolo che illuminò le profondità del mistero, il pastore di Galilea che costituì la Chiesa delle origini con i giusti di Israele, il maestro e dottore che annunciò la salvezza a tutte le genti. In modi diversi hanno radunato l'unica famiglia di Cristo e associati nella venerazione del popolo cristiano condividono la stessa corona di gloria. E noi insieme agli angeli e ai santi cantiamo senza fine l'inno della tua gloria. Veramente santo sei tu, o Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, o Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi, che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo
un solo corpo e un solo spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i santi patroni Pietro e Paolo e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Riccardo, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Prima di partecipare al banchetto dell'Eucarestia, segno di riconciliazione, vincolo di comunione fraterna, preghiamo come il Signore Gesù ci ha insegnato e cantando diciamo: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace.
colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
Preghiamo. Nutriti da questo sacramento, ti preghiamo, Signore, fa che viviamo nella tua Chiesa perseveranti nello spezzare il pane e nell'insegnamento degli Apostoli, per formare, saldi nel tuo amore, un cuore solo e un'anima sola. Per Cristo nostro Signore. E un grazie in modo particolare al coro Anzano che ha animato questa Santa Messa e che desidera poi al termine, dopo il canto finale, offrire 3 canti, così possiamo anche meditare e anche ripensare e riflettere sulla celebrazione a cui appena abbiamo partecipato. Un grazie in modo rinnovato a Sua Eccellenza per la sua presenza e per l'Eucaristia che abbiamo celebrato insieme. E ringrazio anch'io di cuore Don Silvano per l'invito, voi per l'accoglienza, il coro, i ministranti Stefano, Michele, Francisco. Buona festa di comunità, buon cammino, buona estate e ci ricordiamo nella preghiera invocando la benedizione per intercessione dei santi apostoli Pietro e Paolo. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Egli ha fatto cielo e terra. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Date gloria al Signore con la vostra vita, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio.